Sì, è un dato confortante che soprattutto, come dire, è un riconoscimento anche per l'impegno delle forze dell'ordine. Commenta con soddisfazione il prefetto Maria Rosaria Laganà la classifica sull'incidenza della criminalità nelle province italiane stilata dal quotidiano Il Sole 24 Ore, secondo cui Treviso è 100ª a livello nazionale su 106 per reati denunciati nel 2018. 2.352 ogni 100.000 abitanti, meno di tutte le altre province venete, Rovigo e Belluno comprese. Un territorio non particolarmente vocato alla delinquenza e questo già è un buon dato di partenza. Poi c'è un'ottima sinergia tra le forze di polizia e le polizie municipali, con anche impegno da parte dei sindaci a fare la loro parte, sia in termini di impianto di videosorveglianza, ma anche nel favorire quelle che sono le forme di collaborazione, il controllo di vicinate e quant'altro. Treviso nella parte bassa della classifica, quindi, ma con denunce in aumento rispetto al 2017, più 1,9, e con una crescita significativa di reati come l'estorsione, più 16,4%. Provincia sicura, quindi, i cittadini confermano, anche se con qualche distinguo. Ma penso abbastanza di sì, forse non al 100%, ma Tutto sommato mi pare di sì, si vive tranquillamente, anche io ci lavoro qui e sono abbastanza soddisfatto, insomma. Il cittadino si prepara, parla, no? Si confronta, per cui occhio, c'è un'auto, c'è la persona, stai attento a quello, stai attento all'altro. Per il resto viviamo ancora in una bella città. Ed è sicura, però ci sono ancora dei quartieri che vanno a rubare, zingari che vanno a rubare, che dovrebbero un po' controllare. Zona stazione no, ho fatto la pendolare per anni e purtroppo c'è un degrado nei dintorni della stazione. Prima provincia in Veneto per reati denunciati Venezia, quinta a livello nazionale per furti con destrezza, segue Padova che è tuttavia nona per reati legati agli stupefacenti. Quindi Verona, Vicenza, Rovigo e Belluno, 97ª, che segna però un aumento delle denunce dell'8,1%. Infine la Marca. Siamo tutti, come dire, consapevoli che la guardia non va mai abbassata, facciamo tavoli periodici, cerchiamo di coinvolgere i sindaci anche su tematiche che riguardano la criminalità in senso ben più pericoloso, la criminalità organizzata, e anche da questo punto di vista la risposta è assolutamente positiva, c'è la consapevolezza di un territorio sostanzialmente sano che va quindi preservato.